l'opportunità, grazie Sono passati solo 5 mesi dalla nascita della sezione rodigina del Coremi, il Comitato regionale Milolesi, che svolge attività a favore delle persone che hanno subito danni al midollo spinale, il cui referente è Remo Zanellato, imprenditore badiese costretto sulla sedia a rotelle a causa di un incidente stradale. La nostra intenzione è sensibilizzare quello che sono le nostre necessità come disabili e portarle all'opinione pubblica. La missione del Coremi è proprio quella di far emergere le problematiche vissute nella quotidianità da disabili fisici e sensoriali nelle nostre città. Abbiamo coinvolto le scuole quarta e la quinta geometri in modo tale che presentino un progetto, diciamo, di fattibilità per ridurre quelle che sono le barriere architettoniche che tutti i giorni noi troviamo nella città. La provincia ha valutato di dare un premio a chi presenterà un progetto fra queste scuole di geometri, che presenterà il progetto più bello per l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'invito è quindi rivolto direttamente ai professionisti di domani, affinché possano maturare forte sensibilità sulle problematiche relative alle barriere architettoniche e contribuiscano a pensare città in grado di accogliere chiunque.